Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sulle equazioni trigonometriche omogenee. Sono quelle in cui compaiono allo stesso grado le funzioni seno e coseno. Qui abbiamo seno alla prima potenza e coseno alla prima potenza. E qui invece abbiamo seno alla seconda potenza, coseno alla seconda potenza, e questo è anche un termine secondo grado perché abbiamo seno per coseno. Queste altre differiscono dalle equazioni trigonometriche omogenee per il fatto che c'è ancora un termine costante vicino. Non sono esattamente omogenee, ma vediamo comunque come si risolvono. Allora, quando abbiamo l'omogenea di primo grado, qua semplicemente andiamo a dividere con coseno di x, perché in questo termine avremo sempre seno di x fratto coseno di x, e qui una costante, e quindi qui avremo tangente di x, e questa diventa un'equazione trigonometrica elementare, che si risolve come abbiamo già visto. Insomma, si trova qua meno 60 gradi e poi meno 60 gradi più k per 180 gradi. Sì, attenzione che questo 180 gradi o pi radianti è il periodo della funzione tangente, perché sto risolvendo questa. Va bene, poi vediamo. Questa in realtà forse è la più complicata di tutte. Allora, quella di primo grado, dove c'è anche un termine costante. Bisogna ricordarsi la sostituzione. Bisogna sostituire con una nuova variabile t, che è tangente al quadrato di x mezzi. E visto che facciamo questa sostituzione, l'angolo qui deve essere diverso da 180 gradi. X deve essere diverso perché? Perché qui scrive x mezzi, 180 diviso 2 è 90, e tangente ai 90 gradi non è definito. 180 gradi, x deve essere diverso da 180 gradi oppure p radianti. E non bisogna ricordarsi solo questa sostituzione, ma anche con cosa sostituire seno di x e coseno di x, con queste espressioni. Va bene, proviamo a fare la sostituzione. Qui al posto di seno x, coseno x mettiamo queste espressioni, più 1 uguale a 0. Adesso poi andiamo a moltiplicare col denominatore. Sì, facciamo queste moltiplicazioni e troviamo un polinomio. Qua in questo caso t al quadrato va via. Troviamo alla fine che t è meno 1. Ricordiamoci cos'era t, tangente al quadrato di x mezzi. È la tangente al quadrato è meno 1, e allora non c'è nessun valore che vada bene perché il quadrato viene negativo. Però c'è ancora una cosa da controllare. Quindi uno dice non abbiamo soluzioni, però quando noi facciamo questa sostituzione di variabile in realtà andiamo a perdere una soluzione, se c'era. Quale? Quella per la quale proprio l'angolo era 180 gradi, perché questa espressione non è definita, e quindi noi dobbiamo andare a verificare se 180 gradi soddisfa questa equazione. Bisogna provare, non c'è altro modo. Seno di 180 gradi più coseno di 180 gradi più 1 uguale a 0. Vediamo che questo è 0, questo è meno 1 più 1, in realtà vale, quindi questo è soluzione. In questo caso, in un altro caso non sarà soluzione, magari troviamo le soluzioni qui procedendo col metodo. E quindi abbiamo x è 180 gradi più k per 360 gradi. Perché 360 gradi? Perché comunque abbiamo questa equazione e vale per seno e coseno il loro periodo. Questa è una soluzione che avevo provato direttamente, non era come qua che avevamo da risolvere l'equazione trigonometrica elementare con la tangente. Ok, vediamo queste omogenee di secondo grado. Dobbiamo dividere tutto con coseno al quadrato. Qui abbiamo seno al quadrato fratto coseno al quadrato, qua seno coseno x fratto coseno al quadrato x, e qui coseno al quadrato x si elimina. E qua questo coseno alla prima potenza va via e questa seconda potenza va via. Quindi qui abbiamo tangente al quadrato di x, qui abbiamo seno fratto coseno e tangente di x, e poi ancora una costante. Questo è proprio, ci ricorda l'equazione di secondo grado. Sostituiamo la variabile t che è tangente di x. Ok, adesso qui scriviamo appunto t al quadrato meno 4t più 1. Troviamo con la formula per l'equazione di secondo grado i due valori di t. Qui a un certo punto quando arriviamo qua andiamo a spezzare in due frazioni, 4 fratto 2 più o meno 2 radice di 3 fratto 2. Ah sì, qua avevamo radice di 12,
12 e 4 per 3, scriviamo radice di 4, radice di 3, perché radice di 4 sappiamo calcolarlo, che è 2. Vabbè, e troviamo 2 più o meno radice di 3, abbiamo i due valori, però dobbiamo ricordarci che tangente di x è uguale a t, quindi dobbiamo risolvere tangente di x è 2 meno radice di 3, tangente di x è 2 più radice di 3. Allora, questi adesso questi non sono valori che abbiamo nella tabella che avevamo già dato, dei valori noti delle funzioni trigonometriche, ma nonostante questo, se voi provate con la calcolatrice scientifica a calcolare, troverete dei valori esatti dell'angolo. Se fate arco tangente di questo troverete 15 gradi, se fate arco tangente di questo troverete 75 gradi. E quindi, vabbè, queste sono le soluzioni. Se abbiamo quella analoga della omogenea di secondo grado, che però ha anche un termine costante, è uguale a 3, ad esempio, cosa possiamo fare? Questo l'ho scritto dopo per 1, possiamo pensare a 3 come 3 per 1. E perché questo? Perché 1 è seno al quadrato più coseno al quadrato. E allora, tutto il resto l'ho ricopiato, e allora qua andiamo a moltiplicare 3 seno al quadrato più 3 coseno al quadrato, e questi termini li portiamo dall'altra parte. 4 seno al quadrato meno 3 seno al quadrato è seno al quadrato, 5 coseno al quadrato meno 3 coseno al quadrato è 2 coseno al quadrato, e ci troviamo di nuovo un'equazione dello stesso tipo come questa, e quindi la risolviamo allo stesso modo. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.